6 anni con Francesco, il primo gesuita eletto papa con il nome del poverello d'Assisi. Preghiera, cristocentrismo, santità, dimensione mariana sono alcuni aspetti del suo magistero. Il comune di Nè presenta il piano delle opere pubbliche per 1 milione di euro di lavori. Le gare d'appalto già nel 2019. Arrivano 2,4 milioni per la costruzione di una nuova scuola a Conscenti. Il Consiglio di Chiavari ha approvato il piano annuale e triennale delle opere pubbliche, risolta la querela legata all'esproprio di una quota di Via dei Velieri, approvato il regolamento sulla tutela degli animali d'affezione. Sono partite le linee dei battelli del servizio marittimo del Tigullio, la flotta converge su Santa Margherita Ligure, il consorzio spera di tornare a breve su Rapallo e ha chiesto l'ispezione dei fondali. Pellegrinaggio in diocesi delle stampelle del Beato Luigi Novarese, accolte al Benedetto Acquarone di Chiavari, rappresentano un oggetto di preghiera per malati e infermi. Nessuno si salva da solo a Santa Margherita Ligure, toccante testimonianza questa mattina di Gianluca Ardini, sopravvissuto al crollo del ponte Morandi, e dei 2 vigili del fuoco intervenuti in suo aiuto. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio oggi. Ricorrono i 6 anni dall'elezione di Papa Francesco. Al di là degli eventi più noti del suo pontificato si possono sottolineare alcuni aspetti spirituali del suo magistero, talvolta messi in secondo piano, ad esempio la fede nella potenza della preghiera, la necessità di mettere sempre Cristo al centro, la santità del quotidiano e la dimensione mariana. La sintesi nel servizio della Radio Vaticana. Penso a quella sera del 13 marzo di 6 anni fa, la prima emozione che ho provato, e credo che un po' tutti noi abbiamo provato, è stata sorpresa, stupore. Il primo Papa con il nome Francesco, il primo gesuita, il primo dall'America Latina, quasi dalla fine del mondo, come lui stesso ha detto. Ecco, 6 anni dopo, e anche con questa mia esperienza privilegiata di essere il suo portavoce in questo momento, posso dire che quella non era un'emozione iniziale, passeggera. Davvero stiamo vedendo in questo pontificato le sorprese di Dio, come direbbe lui, come direbbe Sant'Ignazio di Loyola, proprio attraverso i gesti e le parole di Francesco. Si vede proprio questo suo essere in mezzo alla gente, questa sua prossimità che la gente capisce davvero, che quando lui parla di essere pastori con l'odore delle pecore, veramente si impegna ad esserlo. E davvero l'emozione, anche la commozione della gente quando lo incontra è qualcosa che mi tocca molto. E in un qualche modo, secondo me, in questo si vede la misericordia di Dio, è testimone proprio del Vangelo. Accanto a questo, una cosa che mi colpisce molto in questi 6 anni, e direi soprattutto in questi ultimi mesi, è il suo coraggio di affrontare le sfide più difficili, anche se queste hanno un costo, anche se hanno un costo per lui, anche se hanno un costo per la Chiesa. Penso in particolare all'impegno per il dialogo, all'impegno per la pace, ma soprattutto all'impegno per affrontare e sconfiggere la piaga terribile degli abusi su minori. Non c'è stata l'udienza generale questa mattina, il Papa infatti è ad Ariccia per gli esercizi spirituali, e al centro delle meditazioni c'è anche la figura di Giorgio Lapira, definito un costruttore di pace. Ascoltiamo Cristina Oneto. Papa Francesco trascorre il suo 6° anniversario di pontificato ad Ariccia, nella casa del Divin Maestro, insieme ai rappresentanti della Curia Romana. Qui da domenica scorsa il Santo Padre sta trascorrendo la settimana di esercizi spirituali predicati dall'abate di San Miniato al Monte di Firenze, Bernardo Francesco Maria Gianni, benedettino olivetano. Il tema delle riflessioni del predicatore, il presente di infamia, di sangue e di indifferenza, è tratto dai versi del poeta Mario Luzi in Felicità turbate, la poesia dedicata all'abbazia fiorentina nel
dicembre del 1997. Il predicatore si sofferma su uno dei 3 segni del male, l'indifferenza, così estranea alla portata caritativa del poeta Luzzi e dell'azione politica di Giorgio La Pira. Cattolico fervente, un politico, un terziario francescano, un costruttore di pace. I tanti aspetti della sua vita e della sua attività nelle parole del presidente della Fondazione La Pira, Mario Primicerio, ospite recentemente di un incontro a Genova. Senza la fede di La Pira non si capisce nulla. La Pira è uomo di fede profonda ed è profondamente laico. La Pira non è un clericale. La Pira prende la sua responsabilità, la Pira dialoga con tutti coloro che possono accompagnarlo in un tratto della strada che vuole percorrere, ma nello stesso tempo conserva questa sua forte personalità, quella sua forte identità. Giorgio La Pira è rimasto sempre fedele alla ricchezza dell'ispirazione cristiana, dedicando il suo impegno formativo soprattutto ai giovani, per i quali il suo insegnamento, anche in ambito politico, resta sempre attuale. Dobbiamo riuscire a pensare e a insegnare specialmente ai giovani che tra le possibili opzioni della loro vita c'è anche una militanza politica specifica all'interno delle istituzioni, all'interno dei partiti. Se non si ricomincia così è difficile modificare la società. Ora le notizie del nostro territorio, andiamo in Val Graveglia. Il comune di Ne ha presentato il piano delle opere pubbliche, piano che sarà discusso nel Consiglio Comunale del 23 marzo. Lavori attesi da tempo, si va dai 490.000 euro per il completamento dell'acquedotto di Pontori ai 285.000 per il secondo lotto del collettore fognario di Campomartino, Montedonico, Costaguzzi, sino ai 50.000 per la messa in sicurezza delle strade. Infine arrivano i fondi per realizzare il sogno di una nuova scuola a Conscienti. Sentiamo. Si aggira intorno ad 1 milione di euro l'ammontare degli interventi che il Comune di Ne farà partire dopo l'approvazione del bilancio a fine mese, opere coperte grazie al reperimento di importanti finanziamenti. Sarà sicuramente l'acquedotto di Pontori, atteso il secondo lotto da parte della cittadinanza, sarà la realizzazione dell'ultimazione del collettore fognario per quanto riguarda le località di Montedonico e Costacoguzzi, verranno realizzate varie tombinature nelle strade delle località rivaie e verranno poi realizzati la stesura dell'asfalto in varie strade comunali e il ripristino di muretti che purtroppo sono caduti negli anni. C'è poi uno sguardo al futuro, un piano di servizi pronto a partire grazie alla firma del protocollo sulle aree interne da parte di Ministero e GAL, con la possibilità di cospicui finanziamenti. Uno tra tutti sarà sicuramente l'informatizzazione dell'impianto scolastico con la formazione degli insegnanti e l'insegnamento dell'inglese con madrelingua. Parliamo di quello che è il potenziamento del poliambulatorio a Conscienti, la messa a disposizione da parte dell'ASL di un infermiere che può andare direttamente a casa a fare le visite, parliamo della consegna del farmaco direttamente agli anziani a casa e poi parliamo, per quanto riguarda invece il mondo del trasporto, faremo lì nelle località sprovviste del trasporto pubblico locale il cosiddetto servizio a chiamata. La Giunta Pesce, infine, ha ottenuto i fondi per realizzare una nuova scuola a Conscienti, vincendo il concorso regionale sul miglior progetto. L'edificio sorgerà a Conscienti e sarà di ultima generazione, con nuove tecnologie di efficientamento e di risparmio energetico. Parliamo praticamente di un finanziamento di 2.400.000 euro assegnato al Comune di Ne, nel quale il Comune di Ne attualmente, visto l'importo, sta facendo la gara d'appalto per quello che riguarda la progettazione esecutiva, che poi permetterà di realizzare l'appalto vero e proprio. Prima pietra quando? Presumo all'intorno del 2020. Prosegue l'intervento di riqualificazione alle casette rosse di Sestri Levante, dove saranno realizzati 4 alloggi di edilizia residenziale e sociale e un centro di aggregazione di quartiere. Ad oggi si sta lavorando agli allacci. Per il completamento rimangono la costruzione dei marciapiedi intorno agli edifici e i lavori di rifinitura. La consegna è prevista entro fine mese. In seguito sarà allargato il marciapiede di via Tino Paggi, saranno concluse le piste ciclabili e verranno asfaltati alcuni tratti di sede stradale e pedonale del quartiere. Infine sono stati aggiudicati i lavori di completamento delle aree esterne, che prevedono il rifacimento del muro in pietra su via Tino Paggi, il rifacimento dei percorsi pedonali delle casette rosse e altri lavori di finitura e miglioramento. 840.000 euro è l'ammontare dell'investimento.
E i consiglieri di minoranza Marco Conti e Giampaolo De Benedetti hanno presentato un'interrogazione al sindaco di Sesti Levante in riferimento al superamento dei limiti dei parametri batteriologici nel pozzo idropotabile detto Paggi 2. I due consiglieri chiedono quali valori tra quelli ricercati dall'ASL 4 hanno presentato dei superi e in quale percentuale rispetto al valore limite di riferimento. Conti e Benedetti intendono inoltre sapere quali indagini sono state effettuate per verificare la causa dell'accaduto, quali controlli abbia attivato la società Acqua Potabile e quali potenziali rischi per i residenti. E ora veniamo a Chiavari. Si è riunito ieri sera il Consiglio Comunale. Tra gli ordini del giorno discussi è stato approvato il piano dei lavori pubblici per i prossimi anni e anche l'atteso regolamento sulla tutela degli animali d'affezione. Sentiamo. Triennale dei lavori pubblici. Tra le opere previste il dragaggio del porto, la manutenzione dell'ex tribunale, il restauro dell'ex chiesa di San Francesco, il terzo lotto dell'intervento a Palazzo Rocca. C'è da aspettare invece per le piste ciclabili. Il Comune è ancora al lavoro per trovare la soluzione migliore. Perplessità sono state sollevate dalla minoranza. Ci sono alcune opere che ovviamente avevamo anche impostato noi come Palazzo Rocca, come alcuni interventi sulle frazioni che riteniamo importanti, altri di cui non c'è molta chiarezza. Per esempio quando si investono in 2 anni 400.000 euro nell'ex Palazzo di Giustizia di Piazza Mazzini senza sapere la destinazione che ne avrà, quindi possono essere anche soldi mal spesi, quindi occorre fare molta attenzione. Va in archivio poi la querela legata all'esproprio di Via dei Velieri. Il Comune ha scelto di non attendere la decisione del Consiglio di Stato e di pagare le 3 persone che rivendicavano le quote dei terreni, una porzione di tutta l'area, chiudendo così un contenzioso che costava al Comune quasi 20.000 euro l'anno. Il Consiglio ha poi approvato l'aggiornamento di 2 regolamenti ormai datati, quello relativo agli interventi alle prestazioni in materia di servizi sociali e sociosanitari e quello per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Via libera invece è un regolamento che prima non esisteva, quello sulla tutela degli animali d'affezione, sebbene non abbia trovato d'accordo tutte le associazioni animaliste, aspetto contestato dall'opposizione. Tra le mozioni infine si è parlato dei confini del parco di Portofino. Se da una parte il gruppo Noi di Chiavari ritiene che la città possa farne parte, l'amministrazione chiude così ogni speranza. Non aderendo a Zoagli e Rapallo è inutile qualsiasi discussione perché dal Ministero non vogliono parchi con zone non contigue, quindi questo chiude la partita, oltre al fatto che anche la stessa regione non vuole allargare i confini. Quindi penso che la questione del parco sia da risolvere in questa maniera. Chiavari, a prescindere dalle sue volontà, non può entrare nel Parco Nazionale di Portofino. Cronaca: era infermiera in una casa per anziani di Chiavari senza un titolo professionale riconosciuto e veniva coperta dalla legale rappresentante della struttura. Per questo i carabinieri del NAS hanno denunciato 2 donne, una straniera di 25 anni di Genova e una 69enne italiana di Lavagna. Il fatto si è verificato ieri al termine di un'ispezione. La ragazza aveva un titolo di studio conseguito nel suo paese di origine ma non riconosciuto dal Ministero della Salute italiano. Alla 69enne, che le permetteva l'esercizio della professione, è stata anche elevata una multa di 2.000 euro. Con un documento falso che attestava l'appartenenza al corpo diplomatico degli Emirati Arabi, un genovese di 50 anni ha ottenuto illecitamente l'esenzione dell'IVA sui prodotti acquistati in alcuni negozi del Tigullio. L'uomo residente negli Emirati e con precedenti è stato scoperto e denunciato dai carabinieri di Chiavari. Cambiamo tema. Non appena le condizioni meteomarine lo permetteranno, sarà eseguita un'ispezione approfondita del fondale nel Golfo di Rapallo. Lo promuove il Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio, che cerca disperatamente una soluzione per attraccare in sicurezza i battelli durante la stagione estiva. Sentiamo. Sono partite ufficialmente ad inizio settimana le linee dei battelli del Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio, con tutte le problematiche del caso, dato che l'intero traffico per ora è concentrato su Santa Margherita Ligure. La situazione del fondale di Rapallo, infatti, è ben lontana dall'essere risolta. Per ora c'è la possibilità temporanea di usare il molo Duca degli Abruzzi e intanto si lavora insieme al Provveditorato delle Opere Pubbliche per ripristinare il molo De Laurentiis, l'approdo pubblico cittadino. La nostra preoccupazione è proprio quella che attualmente è una soluzione temporanea. È ovvio che avere la possibilità di sfruttare il molo De Laurentiis consentirebbe di dare quella continuità che noi abbiamo cercato di mantenere nel corso degli anni e quindi di consentire alla clientela di avere un punto di riferimento che è fondamentalmente il molo De Laurentiis. Ma il problema principale comunque rimane quello del fondale, perché anche se ci sarà il molo fatto comunque rimane il problema di poterci arrivare.
Il Consorzio realizzerà a breve uno studio approfondito del fondale di Rapallo, un piano dettagliato, predisposto per verificare con precisione assoluta tutte le possibilità di transito dei battelli. Se ne occuperà una ditta professionista non appena ci saranno condizioni meteomarine ottimali, con la speranza di uscire da questa situazione di incertezza. Io vorrei avere chiarezza, nel senso che vorrei avere quella chiarezza che mi consenta di poter fare un quadro della situazione completo, per cui sono ottimista perché comunque da parte delle istituzioni c'è l'impegno di risolvere tutti questi problemi e quindi trovare delle soluzioni. Dall'altra, parlando un po' da professionista del mare, sono un po' meno ottimista. Partite le linee e recuperate le barche rovinate dalla mareggiata, alcune delle quali erano in riparazione, il Consorzio spera dunque di tornare su Rapallo in tempi brevi. Comunque abbiamo richieste quotidiane alle quali purtroppo non sappiamo dare risposte certe e per le quali comunque insomma in questa settimana speriamo di poter avere una situazione più chiara. Nei giorni scorsi Poste Italiane ha sottoscritto con tutte le organizzazioni sindacali un accordo quadro sugli andamenti occupazionali per il 2019. L'intesa, che spinge nella direzione di un rafforzamento degli uffici postali, prevede un totale di 3.170 nuovi inserimenti su tutto il territorio nazionale entro la fine dell'anno. In Liguria, nel primo semestre di quest'anno, sono previste 4 conversioni da lavoro part-time a lavoro a tempo pieno. L'Ente Parco di Portofino e l'amministrazione di Camogli sono impegnate nella mitigazione del rischio idrogeomorfologico del borgo di San Fruttuoso. Questo percorso si è rafforzato grazie ad un finanziamento europeo che mira ad una gestione più efficiente delle acque piovane e alla prevenzione del rischio alluvioni, attivando in questo senso anche le comunità locali. I primi incontri si svolgeranno domani e giovedì nella sede dell'Ente Parco di Santa Margherita Ligure. Parteciperanno diversi tecnici del settore e gli amministratori locali. Cambiamo argomento, veniamo in diocesi. Le stampelle del Beato Luigi Novarese stanno effettuando un pellegrinaggio in questi giorni in diversi istituti ed enti diocesani. Oggi per tutto il giorno, ad esempio, si sono trovate al Conservatorio Amare delle Suore Giannelline, domani invece saranno esposte nella cappella del Villaggio del Ragazzo. Si tratta di un oggetto particolare che viene utilizzato per la venerazione soprattutto dalle persone inferme e malate, devote del Beato Novarese. L'accoglienza di questa reliquia è stata al Benedetta Quarone di Chiavari, c'eravamo anche noi. Luigi Novarese nacque il 29 luglio del 1914 a Casale Monferrato, in una famiglia di agricoltori. Ultimo di 9 figli, contrasse la tubercolosi ossea all'età di 9 anni. La madre si spese per le cure, sebbene i medici non dessero alcuna speranza al bambino, e lo affidò alla Vergine. Lo stesso Luigi scrisse poi al rettor maggiore dei Salesiani, affidandosi a Don Bosco e a Maria Ausiliatrice. E invece questo ragazzo, dopo 6 o 7 anni di sofferenze, in cui ha usato queste stampelle tutti i giorni, è guarito grazie a una novena fatta a Maria Ausiliatrice per l'intercessione di Don Bosco. Il 17 maggio del 1931, all'età di 17 anni, venne dimesso dall'ospedale, completamente guarito. Gli anni della malattia gli consentirono di discernere la sua vocazione, tanto che, dopo gli studi a Casale Monferrato e a Roma, venne ordinato sacerdote il 17 dicembre del 1938. Si è interrogato a lungo, prima ha pensato di farsi medico per alleviare le sofferenze e in un tempo più maturo ha pensato di fare lo stesso diventando prete. Fondò la Lega Sacerdotale Mariana, diede avvio ai volontari della sofferenza e ai silenziosi operai della croce. Angela Meschi, volontaria della sofferenza dal 1960, lo ha incontrato in 2 diverse occasioni. Era severo, però sì, era bravo, ma quello che voleva, proprio severo. E lui si raccomandava sempre di pregare, specialmente per i sacerdoti, e di chiedere anche alla Madonna la guarigione, perché diceva i volontari della sofferenza, il nome inganna, sembra che vogliamo la sofferenza. Allora lui un giorno l'ha spiegato, che non è che vogliamo la sofferenza, l'accettiamo e la valorizziamo per il bene del mondo. La sua vita terrena terminò il 20 luglio del 1984. Il processo di beatificazione, iniziato il 17 settembre del 1989, si è concluso a Roma con la beatificazione nella Basilica di San Paolo fuori le mura l'11 maggio del 2013.
Vediamo allora le tappe del pellegrinaggio delle stampelle del Beato Novarese che saranno domani nella cappella del Villaggio del Ragazzo a San Salvatore di Cogorno, venerdì da metà pomeriggio a Carasco, sabato nuovamente al Villaggio del Ragazzo, domenica saranno al Santuario di Montallegro. In tutti questi luoghi ci saranno momenti di preghiera e di adorazione. Chi desiderasse accoglierle nella propria comunità può rivolgersi a prete Rinaldo Rocca che avete visto nell'intervista. Nel programma della visita pastorale del Vescovo ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 20:45 all'Abbazia di Borzone, dove Monsignor Tanasini terrà una lezione sul Vangelo di Luca. Domani alle 20 invece nel Salone Parrocchiale di Carasco si svolgerà la cena e poi l'incontro con i catechisti del Vicariato. Andiamo a Santa Margherita Ligure ora, dove si è svolto il secondo appuntamento del progetto Nessuno si salva da solo, promosso dalle parrocchie cittadine e dall'Istituto Comprensivo. Dopo l'incontro con il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, Don Claudio Burgio, è stata la volta della testimonianza di Gianluca Ardini, sopravvissuto al tragico crollo del Ponte Morandi e del vigile del fuoco che gli ha salvato la vita. Vediamo. I miei genitori e la mia famiglia in generale hanno saputo che vivo dopo 4 ore. Gianluca Ardini è uno dei sopravvissuti al crollo del Ponte Morandi di Genova. Con semplicità ha risposto alle domande dei ragazzi delle scuole medie di Santa Margherita Ligure, radunati per il secondo appuntamento del progetto Nessuno si salva da solo, promosso dall'Istituto Comprensivo e dalle parrocchie sammargheritesi. Il tema dell'essere salvati, che ci tocca a tutti, e del fatto che appunto non ci si può salvare senza l'altro, mai senza l'altro, è qualcosa che sembrava importante per tutti e quindi è diventato il tema di questo quarto anno del progetto. Nel caso di Gianluca, per 4 ore sospeso tra le macerie del ponte sul Polcevera, la solitudine si è spezzata con l'arrivo dei vigili del fuoco. Sergio Gazzo è il pontiere che materialmente lo ha soccorso. Arrivati sul posto siamo stati indirizzati subito nel luogo esatto dove era il furgone e non abbiamo pensato a tutto il resto, perché comunque ci vuole concentrazione e generare un po' le emozioni, perché se no non si riesce a fare bene il nostro lavoro e lì entra la nostra professionalità. I ragazzi coinvolti nel progetto hanno formulato diverse domande, soffermandosi in particolar modo sulle emozioni provate in quel momento. Io avevo il vero timore di cercare i superstiti e trovare una faccia conosciuta. Questo mi spaventava tantissimo. Il progetto educativo proseguirà con la partecipazione delle scuole medie della quarta e quinta elementare ad un concorso. Il concorso, appunto, come ogni anno, chiede ai ragazzi delle classi che hanno partecipato un elaborato che può essere scritto, grafico, video, insomma con creatività possono provare a sintetizzare un po' il cammino fatto e soprattutto che cosa ha lasciato in loro. Sulla base degli anni scorsi i ragazzi spesso sono anche molto creativi e producono cose significative. C'è poi una commissione che giudica e i primi 3 delle medie e i primi 3 di quarta e quinta elementari partecipano al viaggio premio che quest'anno sarà a Milano. Viola Raggio e Riccardo Tell, 2 studenti dell'Istituto Caboto di Chiavari, insieme ai loro docenti, hanno presentato a Roma un lavoro grafico sulla Shoah, un lavoro che ha vinto il primo premio nazionale dal titolo I giovani ricordano la Shoah. Dopo essere stati ospiti di Isoradio, rispondendo alle interviste radiofoniche e televisive, hanno visitato il centro Rai Biagio Agnes di Saxa Rubra. Oltre alla testimonianza sulla tragedia dell'Olocausto, quindi, il Caboto ha avuto la possibilità di fare un vero e proprio tour guidato al centro Rai. Qui i tecnici hanno illustrato le dinamiche della costruzione di un telegiornale e i vari format televisivi che si fanno nei diversi studi, provando in prima persona a fare degli annunci televisivi e terminando con l'assistere dalla cabina di regia al TG1 che li ha visti protagonisti. Un evento formativo decisamente positivo per i ragazzi che hanno potuto vincere l'ansia del microfono e parlare ad un pubblico televisivo numeroso. Sono 8 le regole d'oro diffuse in vista della giornata mondiale del rene che si celebra il prossimo 14 di marzo. Mantenersi in forma e attivi, controllare il livello di zucchero nel sangue, controllare la pressione sanguigna, seguire una dieta sana ed equilibrata, riducendo il consumo di sale e mantenendo il peso sotto controllo. Mantenere anche un corretto e regolare apporto di liquidi, ma anche non fumare, non assumere farmaci, mantenere sempre controllata la funzione renale e così via. I dati relativi
investiga la diffusione della malattia renale rilevano una percentuale del 7,5% negli uomini e del 6,5% nelle donne, in una popolazione con un'età compresa tra i 35 e i 79 anni. Questo vuol dire che diversi milioni di individui in Italia sono portatori di un'insufficienza renale, spesso senza saperlo. È fondamentale quindi individuare precocemente problemi renali per intervenire tempestivamente, modificando innanzitutto i propri stili di vita a partire dall'alimentazione. Avete visto anche la notizia sul sito teleradiopace.com. Ora spazio agli appuntamenti, sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per giovedì 14 marzo. Dalle 9 alle 14 sarà aperto al pubblico il Museo Archeologico al piano terreno di Palazzo Rocca a Chiavari. Su prenotazione sarà possibile usufruire del servizio didattico a cura del personale interno. Incontro di solidarietà tra le scuole dell'infanzia. Nel giardino della scuola di via Colombo a Lavagna alle 10:30 avverrà la consegna del ricavato della vendita dei biscotti di Natale a favore delle sezioni dell'Istituto Comprensivo di San Pier d'Arena colpite dal crollo del Ponte Morandi. La sapienza greca Eraclito, terzo appuntamento con il progetto Figure della modernità alla Società Economica di Chiavari, dalle 15 alle 17 con la partecipazione del relatore Angelo Tonelli, poeta. In occasione della rassegna Civiltà e Cultura in Europa, l'Accademia Culturale di Rapallo organizza a Villa Quirolo alle 16 l'incontro La riflessione di Hans-Georg Gadamer sull'Europa, presieduto dalla docente universitaria Stefania Zanardi. Alle 16:30 il roadshow di Liguria Crea Impresa fa tappa nella sede genovese di Confindustria in via San Vincenzo, dove gli ideatori del contest per idee imprenditoriali presenteranno il progetto. Come ogni giovedì dalle 20 alle 21:30 al Centro Benedetta Quarone di Chiavari, l'Associazione Regionale Club degli Alcolisti in Trattamento offre un aiuto alle famiglie con problemi legati all'alcolismo. Secondo appuntamento con Sori Art alle 21 al Teatro Comunale di Sori, in scena Conversazioni sull'arte e sulla bellezza con Tommaso Montanari e Massimo Minella. Concludiamo con due notizie di sport. Iniziamo dalla pallanuoto. Il collegio di garanzia del CONI ha accolto il ricorso della Prorecco in merito alla sconfitta a tavolino contro il Posillipo per 5-0 decretata dalla Corte Federale d'Appello della FIN, decisione che dunque è stata annullata. La pratica è stata rinviata alla stessa Corte Federale che dovrà riesaminare la controversia. Secondo la Prorecco, la società era stata punita con una sanzione non prevista dal regolamento. Il fatto risale all'ottobre dell'anno scorso. La gara del campionato di A1 tra Prorecco e Posillipo non era stata disputata per l'indisponibilità della piscina di Sori. E ora il nuoto. Tommaso Negrello, atleta del Lavagna 90, si è qualificato per i campionati italiani giovanili di nuoto in programma dal 15 al 20 marzo a Riccione. Tommaso gareggerà nei 1500 metri stile libero mercoledì prossimo. Anche la nuotatrice Giulia Donati ha ottenuto la qualificazione ai campionati italiani di fondo nella distanza dei 3 km che si terranno il 1° di aprile. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio seguire ad una nuova puntata di Missione Mondo. Torneremo ad occuparci della Repubblica Centrafricana perché di recente a Genova si è svolto un incontro promosso dalla Società Missioni Africane e dalla Comunità di Sant'Egidio. In particolare questa sera potrete riascoltare la testimonianza del padre carmelitano scalzo, padre Davide Sollami, e della volontaria dell'Associazione Tenetiala, Moira Geraci. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.